Amici carissimi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, come vi avevo promesso, del nuovo video, questo è il 10° giorno di digiuno totale che sto facendo. Ho potuto notare in questi giorni un certo cambiamento nel mio corpo, soprattutto anche alla faccia che è più sgonfia. Non lo so, potete giudicare voi guardando il primo giorno e guardando questo 10° giorno se ci sono differenze. Io penso di sì. Perciò cosa ho potuto notare in questi giorni? Allora, in questi giorni, innanzitutto dal 5° giorno in poi, è spuntata in me giornalmente, non so, mi sono cominciato a sentire meglio. Intanto la sensazione di fame è sparita completamente, fame non ne ho più. Non sento assolutamente niente, nessun rumore nello stomaco, lo stomaco non si lamenta, il corpo non si lamenta, tutto procede bene, perfettamente, e almeno fino a oggi, che è il 10° giorno di digiuno totale che sto facendo. Ripeto, io non ho toccato nessun cibo solito, praticamente mi sono alimentato solo con l'acqua, che tengo sempre qua vicino a me, che periodicamente ogni 2 ore, ogni 3 ore do sempre una bella bevuta. Diciamo che ogni giorno mi bevo circa sui 3,5 litri, 4 litri di acqua, Libat, mezzo litro più, mezzo litro meno. In questi giorni, come vi ho detto nel video passato, mi sono alimentato oltre all'acqua con le vitamine, prendendomi le capsule di vitamina C, multivitaminico, vitamina D, vitamina B12, poi ho integrato anche con una compressa di ferro al giorno, qualche compressa di omega 3 naturalmente ogni giorno, e poi infine magnesio e potassio. Inoltre, oltre a questo, dal 5° giorno in poi mi sono integrato anche con diciamo, un liquido che faccio io. Ci metto dentro semi di lino, semi di chia, semi di papavero e semi di sesamo. Praticamente un cucchiaino per seme. Dopodiché immischio tutto, faccio, diciamo, riposare per circa 8 ore. E il liquido praticamente me lo vado bevendo durante la giornata. Queste sono le cose che uso giornalmente, non mangiando assolutamente nulla, non toccando cibo completamente. Ho potuto notare in questi giorni che il mio corpo risponde bene, soprattutto i cambiamenti. Vedo ogni giorno, ogni cambiamento, che giorno per giorno vado notando tutti questi cambiamenti del mio corpo. È una cosa cioè incredibile come il corpo si difende e si alimenta da se stesso. Ormai al 10° giorno sono ormai entrato da un bel pezzo nella fase di chetosi. Ripeto, la fase di chetosi è quando il corpo stesso si alimenta dai grassi che ci sono dentro il corpo, per cui più grassi trova, più il corpo se la passa bene. E posso dire, mi trovo meglio. Innanzitutto dormo meglio, non ho fastidi, mi addormento la sera e mi sveglio l'indomani mattina. Mi posso rigirare nel letto bene, non mi sento pesante, non mi sento stanco, mi sento perfettamente bene, il mio corpo risponde perfettamente, e fino a quando è così io, amici, continuerò. Non vi posso dire fino a che giorno continuerò a fare questo digiuno, però attualmente che mi sento bene, che il corpo risponde bene e tutto va a meraviglia, io continuerò, anche perché, ripeto, non ho nessuna sensazione di fame. Neanche se sento odore di pizza oppure sento odore di pollo a forno, niente, completamente. Posso stare anche col cibo davanti agli occhi, non mi spunta assolutamente la voglia di fame. Certo, per pensarci ci penso, perché mangiare mi piace, come a tutti noi, però la voglia, come dire, quando uno dice sto morendo di fame, il corpo si lamenta, niente, completamente. E secondo me è perché proprio il corpo non gli manda questo input al cervello, perché evidentemente, essendo che è nutrito, perché si nutre dai grassi, quindi non comunica al cervello questa voglia di fame, e su per giù il corpo così, diciamo, sta più tranquillo. Il primo giorno, come avete visto nei video, mi sono pesato, ora mi peserò quando finalmente finirò il digiuno, che, ripeto, non posso dirvi quando sarà, ma lo farò quando il mio corpo proprio mi dirà ti puoi fermare, e allora io mi fermerò. Per cui non vi posso dire farò la registrazione al 15° giorno, al 20° giorno, non lo so. Quando alla prossima registrazione vedrete voi stessi. Per il momento è il 10° giorno e tutto procede perfettamente, per cui io continuo. Per cui, amici, per il momento tutto bene. Ci vediamo alla prossima registrazione. Grazie ancora e una buona serata a tutti. Ciao ciao. Oh yeah!